Amici bellini, è arrivata l'ufficialità di Osimhen al Galatasaray e dobbiamo capire perché qua ci sono novità sul contratto, la clausola, quanto prende, se ne va a gennaio, c'è il rinnovo, tutta una serie di cose. E poi è successo il fatto di Elmas che onestamente dobbiamo approfondire. Cominciamo! Allora, benvenuti a tutti i nuovi iscritti insieme a Bruno Pessina. Pessina tra l'altro rigorista, attenzione al fantacalcio, non posso parlare ancora delle squadre, di cosa penso del mercato e di come vedo la griglia finché non facciamo le aste del mio fantacalcio, altrimenti sviscero tutte le mie strategie. Vi dico che questo giocatore, oppure devo dire bugie, posso mai dire bugie? Lo sapete che non dico bugie, quindi lasciate un like, perché quando non dico una bugia, ma dico una mia idea nel modo in cui si dice su Twix, la cosa viene presa, viene riportata, viene ritwittata e si azzeccano anche fonti che non sono, ma la Gazzetta dello Sport. Dobbiamo arrivarci con calma, quindi attenzione ad Elmas, ma attenzione ad Osimhen. Spostiamoci un attimo e cerchiamo di capire. Questo è Eurosport, io oramai non mi fido più di nessuno. Mi fido un po' di Fabrizio Romano perché ci dice delle cose. Fabrizio Romano ci aveva parlato della clausola del 75, poi 15% va al Galatasaray, quindi si spiega se loro si accollano il grande ingaggio di Osimhen e poi qualcuno se lo vuole venire a prendere a gennaio, qualcosa loro devono riaverla indietro e quindi aveva senso. Però oggi è partita insomma la presentazione ufficiale di Osimhen. Il Galatasaray ha postato un video tra l'altro molto bello, molto d'impatto. Ovviamente tu c'hai un personaggio del genere che oramai è iconico con la sua maschera, hanno fatto una cosa tipo festa in maschera con la musica di Ice White Shut e poi compare Osi con la sua maschera, tutti quanti in silenzio, lui si toglie la maschera, indica la Coppa dell'Europa League, dice noi siamo i migliori, lo slogan del Galatasaray, e quindi è giusto che siano entusiasti dell'acquisto, del prestito. E io sono un po' di giorni che penso noi dobbiamo tifare proprio forte per Osimhen come fosse ancora nostro. È ancora nostro. Perché? Perché se poi lui rompe le porte e arriva a fare tipo 20 gol fino a gennaio e qualcuno a gennaio si interessa, tu fai quell'operazione, rientri almeno dei 75, non vai in difficoltà, appari parte di quelle che sono le uscite che hai fatto quest'anno e noi non metti in pericolo Kvaratskhelia. Invece andiamo a capire bene, perché attenzione, c'è l'opzione per il rinnovo, questo lo sapevamo, cioè il Napoli rinnova, c'ha l'opzione per non è automatico il rinnovo, opzione per il rinnovo nel momento in cui tu sai che poi dopo va in scadenza nel 2026, va ovviamente a deprezzarsi ancora di più quando ti rientra, perché il prestito è secco e quindi tu te lo vuoi rivendere. Il Galatasaray ha annunciato l'ufficialità bla bla bla, accordo valido fino a giugno, senza clausole di riscatto o acquisto, ma lo stesso Napoli avrà un'opzione di rinnovo per il 2027. L'attaccante di Genoa continuerà a ricevere uno stipendio di 6 milioni di euro. E qua possiamo ragionare sul fatto che lui ne abbia presi già un paio. No, se si vede con il ritiro a luglio e ti sei fatto tutto luglio e ti sei fatto tutto agosto, 2 mensilità di uno stipendio che ci hanno detto che era intorno ai 10-11 netti, insomma quasi 2 milioni te li sei fatti. Il Galatasaray gliene dà 6, non gliene dà 8-9 per arrivare al suo ingaggio totale. Questo ci fanno sapere, poi andiamo a scoprire, l'ufficialità è arrivata e qua si entra un pochino nel dettaglio. La clausola rescissoria invece è stata quasi dimezzata. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, passando dai 130 erano per la rabbia, 120 erano per l'Europa, almeno questo ci hanno fatto sapere. Noi quando poi commentiamo le cose del Napoli, ma li sappiamo i fatti, proprio le cose vere? Di solito no. La cifra elevatissima aveva virtualmente azzerato il mercato prima che De Laurentiis acconsentisse ad abbassarla a 100. Non è che tu abbassi, cambi un'altra volta il contratto, vai semplicemente in contrattazione, cioè non mi devi dare per forza la cifra della clausola, ma se me ne dai 100 io accetto. E poi sappiamo che sono arrivate offerte da 60, 65, non lo so. Il nuovo accordo, e questa è la novità, cancella gli scenari di un possibile
possibile addio a gennaio. Non ci sarebbero infatti clausole che permetterebbero al giocatore di rientrare a Napoli per un'eventuale cessione durante il mercato invernale. Allora non dobbiamo noi adesso tifare per Osimhen perché così se lo prendono a gennaio e tu sei già rientrato. Tu devi tifare per tutta la stagione di Osimhen al Galatasaray, perché se la fa tutta e quando ti rientra tu fai scattare il rinnovo nel momento in cui c'è effettivamente una squadra interessata. Questo è Eurosport. Andiamo a vedere Spazio Napoli. C'è una novità. Secondo quanto riportato dal giornalista Yazik Sabukoglu, ragazzi, prendete con le molle adesso anche i giornalisti turchi, il giocatore parrebbe firmato il contratto, ma ci sarebbe una novità non da poco. Niente clausola rescissoria. Ma come? Non ci sarebbe alcuna clausola rescissoria per liberarsi a gennaio. Una novità non da poco, visto che nelle scorse ore si è parlato del possibile inserimento di una clausola da 75 milioni che avrebbe permesso ad Osimhen di trovare squadra già nella prossima sessione invernale di calciomercato. Così non sarà, detto da Sabukoglu, e confermata anche dal giornalista nigeriano Bukilaba, che al tempo stesso ha anche confermato l'avvenuta firma sul contratto da parte di... Insomma, è interessante questa cosa, cambia un po' le carte in tavola, perché noi abbiamo sentito grandi applausi da parte di tutti. La cosa simpatica è che il Napoli fa la prova di forza, lo blocca e lo manda in tribuna e lo tiene solamente a fare le corsette. Grande prova di forza, grande ADL. Poi il Napoli lo cede in prestito perché così non si deve accollare tutto il resto dell'ingaggio. Grande prova di ADL, genialità. E allora non è possibile che tutto quello che si fa è sempre grande prova. No, se era una stronzata, almeno io la vedo così, di mantenertelo e di non aver accettato anche 60, anche 50, di lasciarlo andare per non avere il peso dello stipendio, non può essere una genialata averlo dato a zero, che poi ti ritorna e te lo devi rinnovare di nuovo e siamo di nuovo punto e da capo. Ripeto, ha senso se tu poi al rinnovo, per abbassare la clausola, gli abbassi anche l'ingaggio a un giocatore che tu non hai, perché lo paghi ma non lo usi, quindi non è un giocatore tuo. Quindi se abbassiamo anche l'ingaggio ha tanto senso. Per me grande operazione averlo lasciato andare al Galatasaray, perché dobbiamo stare tranquilli a Castelvolturno, non ci devono essere nessun muso lungo, e sto parlando anche con te Mario Rui. Forse non ci avrà nemmeno il muso lungo, ma ci sta facendo sapere che continua a rifiutare qualsiasi cosa, anche offerte con ingaggi interessanti, più alti di adesso. Ci piace sta a Napoli. Oh, che gli vuoi dire? Ognuno sceglie. Ha avuto il contratto, il Napoli gli ha fatto il contratto, a questo punto te lo devi tenere. Lui è padronissimo di rifiutare tutte le cose. Sta bene, viene pagato, fa il professionista, si allena, è stato messo fuori rosa, non l'ha chiesto lui di andare fuori rosa. Brava che stavo laggando un pochino, quindi passiamo alla situazione di Elmas. Comunque la situazione di Osimhen, ripeto, non è chiara. Aspettiamo nuovi approfondimenti, onestamente. Approfondimenti che si devono fare. La questione Elmas, mi sono arrivate talmente tanti, voi non potete avere idea quanti messaggi privati mi sono svegliato. Diceva, lei che hai combinato? Che ho combinato? Non ho fatto niente. Ricordate, no? Ieri vi ho fatto vedere, io avevo fatto il post su Elmas, dice Napoli News, idea Elmas per gennaio, che è un'idea logica, ok? È un'idea logica, ma che viene da me, che sono un tifoso e che mi guardo i movimenti di Politano e dico, ma secondo me Elmas ci stava benissimo in quella zona di campo. È chiaro che non ha tanto senso se già hai Ngong, Politano, Neres, Raspadori che devi organizzare. Elmas potrebbe essere benissimo anche un vice Kvara. Elmas potrebbe essere benissimo anche il tutta fascia che gli abbiamo visto fare, perché è quello proprio che non si fa problemi. Fammi giocare e faccio sia esterno a sinistra sia esterno a destra. E caspita se mi piacerebbe. E qui, come si fanno gli articoli, i professionisti seri, si scrive con il sarebbe, con il parrebbe, con il apprezzerebbe. Idea, Conte apprezzerebbe il ritorno del macedone che avrebbe già dato la sua disponibilità a tornare. Questa è facile inventarsela perché Elmas c'ha ancora la foto del Napoli, commenta tutti i post del Napoli, i giocatori del Napoli ancora lo commentano e retweetano e si divertono e si commentano tra di loro. La duttilità di Elif si sposerebbe alla grande con il modulo di Conte e potrebbe sostituire uno tra Folorush, che è fuori rosa, quindi è facile immaginare questo,
Engonghe che era in uscita e che dovevi piazzarlo e non l'hai piazzato. Niente, oggi mi arriva che la Gazzetta dello Sport ha postato questa notizia. Il Napoli sta pensando proprio per la duttilità, eccetera, eccetera. Nell'ordine, i primi sono stati Area Napoli, che non parlava di Gazzetta dello Sport, diceva proprio loro, parrebbe concretizzarsi un suo ritorno, e proprio Area Napoli. Non lo so se hanno letto me, non lo posso sapere, magari è stata un'idea loro o magari è la verità, è una cosa vera che io ho intuito ed è successo. Non vi posso dire il nome della mia fonte perché non vabbè, ve lo dico. Il nome della mia fonte è una persona reale, si chiama Francesco Incidenza, mi ha detto questa cosa. Io non posso svelarvi altro, anche per proteggerlo, però per rispetto alla mia community, Francesco mi ha detto questa cosa che veramente Conte lo apprezza. Insomma, nell'ordine, Daily News 24, Elmas può tornare a gennaio, i tedeschi però non vorrebbero svalutarlo troppo. Quindi altri dettagli: Conte è un suo estimatore e i contatti sembrerebbero essere già aperti. Ritorno a casa, ma alle condizioni non hanno necessità di cedere, vorrebbero raccimolare una cifra vicina ai 20 milioni di euro, soldi che il Napoli vorrebbe ammortizzare, magari con un prestito di diritto di riscatto obbligo a determinate condizioni. Guarda come si fa nel dettaglio. Poi chiude così questo articolo. Purtroppo però il campo, che è arrivato con Ancelotti, però purtroppo poi il campo ha iniziato a vederlo meno e la voglia di giocare ha prevalso, quindi che se n'è andato pure il Napoli aveva voglia di venderlo. Il suo ritorno sembra possibile, ma avrà un'intera città a cui chiedere scusa. Mi devi chiedere scusa! Elmas non deve chiedere scusa proprio a nessuno. De Giovanni su Elmas è stato intervistato, dov'era? Napoli Magazine Live, il programma in onda su Radio.0. Non so perché gli hanno fatto una domanda su Elmas, non ho ascoltato. Di Giovanni dice: Elmas è stato un calciatore importante per il Napoli, Spalletti l'ha utilizzato come esterno d'attacco, in questa squadra ci sono tanti esterni, a centrocampo la vedo difficile, credo che la priorità, anche se effettivamente sarebbe bello un suo ritorno. Napolità, Gazzetta dello Sport, un ex azzurro potrebbe tornare a gennaio. Incredibile, Conte avrebbe chiesto. Dalla Gazzetta annunciano quanto riportato dall'edizione odierna, perfetto per sostituire N'Golo. Sport Napoli: il Napoli considera di riacquistare Elmas a gennaio, interessa a Conte, sta seriamente considerando la possibilità di ingaggiare nuovamente Elmas, il versatile calciatore macedo, secondo le voci di mercato, seriamente valutando. Insomma, tutto parte da qua e c'è una possibilità. Vedete, mi stanno rispondendo tutti quanti, hai fatto il botto. Continuano a uscire video con questa notizia. Meme Napoli, ora non so chi è stato il primo, perché io non ho mai detto Gazzetta. Meme Napoli potrebbe essere, essendo una pagina di meme, e quindi hanno tutto il diritto di divertirsi e di scrivere qualsiasi cosa. Una cosa che si fa su X è scrivere frasi inventate, alle volte anche volgari, e dire via Di Marzio, oppure l'ha detto Pedullah, l'ha detto Chiaril, si dice, si fa. È un gioco e bisogna capirla la piattaforma quando ci stai dentro. Si fa anche cose offensive tremende, tipo Conte è andato là e ha pigliato a cazzotti Mazzocchi perché non ha crossato bene. Fonte Modugno si usa, dovete capirlo. Quindi se Meme Napoli è stato il primo a scrivere Gazzetta.it, non è colpa loro, virgolettato, piace moltissimo ad Antonio Conte al posto di N'Golo, e qua ovviamente tutti quanti mi taggano: lavori alla Gazzetta, ve lo sto portando, perché se poi arriva, mi prendo io tutto il merito, ve lo sto portando, sono stato il primo a dirlo, lo sanno tutti, ma non perché io abbia le informazioni dal mio amico Francesco Incidenza, è perché era una cosa logica, un pensiero di un tifoso. Signori, la Gazzetta non l'ha scritto. Questo è il problema vero, che se voi scrivete Gazzetta Elmas, trovate Meme Napoli, trovate tutti quelli che secondo la Gazzetta, vedete, Napoli Zone, fonte Gazzetta, la Gazzetta Elmas 2023 febbraio. Se voi andate sulla Gazzetta dello Sport e cercate, non lo trovate l'articolo su Elmas. Allora, se qualcuno scrive questa è la fonte, che non sia la mia fonte Francesco Incidenza, detto Checco, basta scrivere una cosa qualsiasi. Tu scrivi un giornale che magari è il più grande giornale di sport, tra i più grandi, non va a smentire come se fosse lombardo e dire noi non l'abbiamo mai riportata questa voce di mercato. Questa è una possibilità inventata da qualcuno, tutti la ripetono a pappardella senza controllare la fonte, senza verificare.
Oppure la Gazzetta ha fatto l'articolo, dopodiché l'ha cancellato perché non si trova da nessuna parte un articolo di Elmas, Conte, Gennaio al Napoli a firma della Gazzetta. Può essere che l'hanno cancellato perché si sono resi conto che la voce l'ho messa in giro io e non c'è nessuno, e Francesco Incidenza non li ha contattati. Allora, o abbiamo la stessa fonte e allora la cosa è vera, Manna ci ha pensato veramente, a Conte piace veramente, e a quel punto io non chiedo scusa, ma chiedo una commissione. Insomma, fate attenzione. Fate attenzione. E anche quando dobbiamo commentare le altre cose del Napoli, sappiamo se le cose che stiamo commentando sono vere oppure no. Insomma, da New York Valerio Fluido è tutto. Vi abbraccio, vi bacio. Anche l'altra battuta, quella che Mertens si è andato a prendere a Lukaku, poi si è pigliato Osimhen e l'ha portata di là, è una battuta. Qualcuno sta scrivendo in questo momento che veramente si sono sentiti. Può essere, perché io non dico cose impossibili, è chiaro che non dico cose impossibili, dico cose plausibili perché la battuta funziona se la cosa è plausibile. Quindi è plausibile che Conte, essendo belga, va a trovare Lukaku, che Conte, che Mertens, essendo belga, va a trovare Lukaku. È plausibile che giocando al Galatasaray una parolina con Osimhen se la sia detta, che abbia concluso lui la trattativa, questo proprio non lo so, e che abbia preso proprio la 45 Osimhen, che è il numero di Balotelli, questo non ve lo so spiegare, me lo dite voi nei commenti. Da New York Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio e lasciatelo un like che è gratis, ci divertiamo, no?